I numeri hanno convinto la Procura della Repubblica di Rovigo a fare luce su quanto successo nell'ultimo mese nella casa di riposo di Merlara, epicentro dell'emergenza nel Padovano e per tanti giorni simbolo del dramma silenzioso che si è vissuto in tante RSA. Tra queste pareti 28 gli anziani morti per coronavirus, l'ultimo nelle scorse 24 ore. Nel picco di metà marzo si era arrivati a 63 ospiti contagiati su 72, mentre gli ultimi numeri parlano di 25 anziani positivi su 44 e 24 operatori su 45. La procura polesana ha avviato un'indagine conoscitiva che al momento, va detto, non ipotizza né reati né indagati. Saranno i carabinieri dei NAS ad approfondire quanto successo. Toccherà a loro capire se siano state rispettate le procedure imposte all'indomani dell'esplosione del focolaio di Vo, probabilmente anche attraverso l'acquisizione delle cartelle cliniche. Si dice fiduciosa il sindaco Claudia Corradin, in trincea da quando l'emergenza è iniziata, anche se non nasconde un certo rammarico. Sono sempre cose che dispiacciono, però è soltanto un'inchiesta, non c'è nessun indagato, e quindi io sono certa che non c'è nulla di cui temere, i tempi sono duri, difficili, io ho la piena fiducia. Sindaco che a sua volta era stata contagiata dal virus e rientrata dalla quarantena venerdì scorso, era stata lei a chiedere l'intervento dei medici e degli infermieri dell'esercito e ad aggiornare ora dopo ora la cittadinanza su quanto stava accadendo all'interno della struttura. So che la nostra gestione o meglio della casa di riposo, del consiglio di amministrazione e del direttore è sempre stata trasparente. Nulla è stato nascosto, perché altrimenti non ci saremmo occupati così in maniera assidua e passionale, diciamo, a questa nostra struttura che da 80 anni è il nostro territorio. Io personalmente sono tranquilla.